Buonasera a tutti, bentornati a Missione Mondo. In questa puntata torniamo a parlare del Sinodo dell'Amazzonia che si svolgerà quest'anno, in ottobre. È stato convocato da Papa Francesco e il titolo è Amazzonia, nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale. Sarà l'occasione in quel mese per ascoltare voci e testimonianze di chi vive e di chi lavora in questa regione. L'occasione sarà proprio l'assemblea speciale del Sinodo, appunto convocata dal Papa. L'Amazzonia è una regione di 7 milioni di chilometri quadrati, contiene il 34% delle foreste primarie e fornisce l'habitat al 30% della flora e della fauna di tutto il mondo. In particolar modo in quest'area vivono 33 milioni di persone, molte delle quali devono ancora ricevere il primo annuncio cristiano. Dunque l'occasione questa sera è proprio di ascoltare la voce di chi opera in quest'area e lo faremo con due nuovi documentari realizzati da Luci nel Mondo e pubblicati sul sito di Missio Italia. Nel primo caso la riflessione sarà guidata da Don Eugenio, che opera proprio nella zona del Pando, che è una regione amazzonica della Bolivia nel distretto di Guayaquil. Quindi nel primo caso potremo ascoltare la riflessione di Don Eugenio, nel secondo caso invece entrare proprio nel vivo di questa regione amazzonica. Vi lascio alla visione di questi due speciali, noi ci ritroviamo con Missione Mondo mercoledì prossimo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. È un vicariato territorialmente esteso, sono 111.000 km quadrati, totalmente di foresta o di pianure, zona rurale estremamente grande. ...250.000 abitanti, concentrata per 190.000 in 3 città e il resto sparsa in una miriade di piccole comunità rurali, fatte alcune da poche famiglie, una decina, altre da gruppi più grandi. Un vicariato che è territorio di missione, in cui di fatto le parrocchie sono 6 più 2 quasi parrocchie, ma con 17 sacerdoti tra religiosi e diocesani, e quindi una chiesa costruita sull'impegno dei laici. La domenica nell'area rurale come nelle periferie delle 3 cittadine è la celebrazione della parola che anima la comunità. Sono 200 celebrazioni della parola la domenica, un gran numero di ministri della comunione che collaborano soprattutto nelle zone di periferia urbane o nelle comunità rurali intorno alla cittadina. Ecco, questa è un po' la figura. E un vicariato, nonostante queste dimensioni, che comunque si muove, che è impegnato, che cerca di vivere la propria fede e di stare e di giocare la vita e di stare nella vita con la luce che nasce dalla fede. È comunque una pastorale che richiede muoversi, che richiede andare, che chiede di visitare. È una pastorale che chiede di stare comunque vicini a queste persone, anche se sono disperse nella foresta. In una delle comunità mi dicevano non importa se non ha niente da portarci di materiale, venga a trovarci, perché comunque è il segno che noi per qualcuno contiamo, per qualcuno siamo importanti. E quindi una pastorale che fa sentire che la Chiesa li accompagna. Il sogno è di una comunità che cresce e si organizza intorno alla parola e intorno all'Eucaristia.
questa è la grande sfida, però nello stesso tempo una comunità che sente che la Chiesa attraverso un servizio, attraverso l'impegno dei cristiani è comunque presente e condivide la loro vita. Penso alle comunità dove c'è il catechista e è il primo servizio che la comunità pone. Il catechista che si incarica della preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana, dove ci sono catechisti un po' più navigati, un po' più esperti, un po' più formati, fanno anche un po' di preparazione al matrimonio. E dopo il catechista prende forza il leader della comunità, il leader religioso che collabora al catechista, ma non fa lui il catechista, ma anima la comunità, è quello che organizza, la dinamizza, è quello che organizza le celebrazioni e insieme al catechista poi è colui che le mette in atto. Normalmente la comunità a quel punto si organizza e costruisce una piccola chiesa o un tetto o comunque cerca uno spazio comune. È interessante, normalmente non celebrano nelle case private dicendo che il posto dell'incontro, il posto della celebrazione deve essere il posto della comunità, quindi la casa di tutti, e quindi si costruiscono questi spazi. C'è una sfida in una delle comunità a gennaio, una signora che non è nemmeno catechista, è mediamente formata, guardando gli evangelici, era arrivata nella comunità da 3 mesi un pastore con la famiglia e gli evangelici gli avevano dato il terreno, gli avevano costruito la casa e si riunivano a celebrare la parola. E lei mi diceva così con la sua semplicità: è bello, anche noi andiamo perché comunque almeno qualcuno ci dà la parola, ma a noi non basta perché noi siamo cattolici, noi abbiamo anche il pane dell'Eucaristia, quando ci manda qualcuno che ci dia l'Eucaristia. Ecco la sfida e il sogno di questa comunità e di queste comunità, poter avere qualcuno che li accompagni anche ministerialmente. Non c'è solo, c'è il tema dell'Eucaristia che è fondamentale, ma c'è anche il tema di accompagnare i loro ammalati, c'è il tema di essere vicino a chi muore, c'è il tema di poter confessare, c'è il tema di essere il sacramento, di poter dare il sacramento degli infermi. Ecco, ci sono tutte queste sfide che abbiamo davanti. Certamente ci chiedono questa ministerialità nelle loro comunità che li aiuti a sentire che non è una comunità spontanea che nasce dal basso, ma è una comunità che nascendo dal basso incontra anche una Chiesa, frutto dell'incarnazione, che gli dà gli strumenti perché questo crescere sia nella comunione con Dio. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Le sfide di un sinodo sull'Amazzonia sono ampie, non c'è questa dimensione di cui abbiamo parlato, c'è la dimensione dell'impegno cristiano dentro l'Amazzonia e dell'impegno umano, come stare in Amazzonia da persone credenti, come stare in Amazzonia da persone che hanno una scala di valori in cui al primo posto non c'è l'economia ma c'è la persona, e aiutare in questo senso le comunità civili e di fatto poi ognuno che vive nell'Amazzonia o chi viene a voler fare economia nell'Amazzonia a pensare e a stare in Amazzonia con questa logica. Il Papa a gennaio in Puerto Maldonado diceva che è tempo di superare la visione dell'Amazzonia come la dispensa a cui attingere per i favori di qualcuno. E quando pensiamo e viviamo l'Amazzonia in questo modo la distruggiamo e distruggiamo la vita delle persone che nell'Amazzonia vivono. Dobbiamo imparare, e la sfida è imparare a pensare l'Amazzonia con questa scala di valori che nasce alla luce del Vangelo e che non pone l'economia al primo posto, ma questo star bene, questo vivere bene della persona. E questa è la prima grande sfida.
Legato a questo quindi c'è un'economia che non deve essere quella di sussistenza, ma che nello stesso tempo conservi l'Amazzonia e non la distrugga. Una vita di relazione che aiuti a superare i conflitti delle terre e che costruisca una giustizia sociale e offra le stesse opportunità di vita. Un'Amazzonia che sia difesa da chi ci vuole stare nell'Amazzonia e la vuole sfruttare distruggendola. E questa è una grande sfida. Il ragionamento di una persona, un grosso impresario, diceva in una delle riunioni: un'ettarea di soia strappata alla foresta economicamente è più redditizia che un'ettarea di bosco. Certamente, ma il criterio non è il reddito economico, ma la qualità di vita. E quindi ecco perché parliamo di illuminare con i valori del Vangelo queste sfide in questo territorio. E poi sicuramente c'è tutto in questo senso l'imparare a contemplare, imparare a riconoscere la bellezza di questa creazione e ringraziare il Signore di questi doni. Dentro tutto questo, ricordava sempre il Papa in Maldonado, in Puerto Maldonado, facciamo uno scandalo quando sparisce una specie animale, sentendo che questo pone in pericolo un'integrazione ecologica. Poi non importa se spariscono gruppi etnici perché o restano isolati, perché non riescono a poter vivere in questa relazione che è distruttiva, e questo non è un problema. Allora un'Amazzonia, una società e una Chiesa che aiuti a integrare tutti. Oggi nell'Amazzonia boliviana sappiamo di uno, ma nel resto dell'Amazzonia parliamo di oltre 130 popoli o gruppi in isolamento volontario, che vuol dire che hanno visto nel stare con la civiltà, e lo metto tra virgolette a questo punto, il vivere come la civiltà propone li portava alla morte e alla distruzione. Hanno preferito isolarsi perché isolati da questo modello di civiltà hanno più possibilità di sopravvivenza. Ecco, la sfida del Sinodo dell'Amazzonia tocca tutte queste facce, tutte queste sfide. Aquí unos 20 años atrás todo era monte, ¿no? Nosotros vivíamos solamente de hacer sembradíos de plátano, yuca, arroz, todo eso sembrábamos nosotros. Y tumbábamos el monte, no habían estas pampas que hay ahora, ya ahora no podemos ya sembrar porque solo es puro sujo todo esto. Uno de los problemas es los incendios forestales. Mira cómo se va incendiando. Esto vino de otra comunidad. El problema es de algunos cazadores o gente que un poco empieza a hacer su chaco a través de la quema y no logra controlar, entonces empieza a quemar casi todas las comunidades. Tener unas plantas pues y perderlas ya a los 4, 5, 6 años es pérdida bastante, porque hasta conseguir una planta que crezca una etapa viene a ser un costo, tanto lo que es la limpieza, tener el regado del agua, entonces que se nos queme así pues es pérdida, porque es bastante tiempo que uno ha invertido. Quando succedono queste cose l'umidità dell'aria passa immediatamente da oltre l'80% al 30%, quindi vuol dire che il danno non solo è immediato, ma si protrae poi nel tempo riducendo tutta l'umidità di cui la natura nella selva amazzonica ha bisogno. Questo è uno dei problemi dell'Amazzonia e delle famiglie che ci vivono. Siamo nella comunità
di Viglia Unione. Siamo insieme a Don Giovanni, Don Juan, Alex, Alfredo, che Alfredo è il caricato di giustizia della comunità, ma è anche un po' l'organizzatore, Gustavo, che è il direttore della Caritas di Guayaramerín, padre Arbenz, che è il parroco di Guayaramerín. La parroquia tiene 47 comunidades que atendemos, pero todo el distrito de Guayaramerín tiene más de 80 comunidades, ¿no? Más de 80 comunidades, pero pastoralmente a nivel de iglesia solamente se atienden 42 comunidades. Entonces, y en toda la parroquia solamente hay 7 comunidades donde tiene ese contacto con grupos nativos. La pastoral que hacemos en el campo es especialmente en 2 rubros. La primera es una pastoral, primero de intentar meter el evangelio en la cultura, en la vida de esas comunidades, ¿no? Entonces por eso hay un misionero que viene a esas comunidades, hace una visita, un recorrido. Algunas comunidades tienen una vez al mes, otras tienen una cada medio año y algunas uno al año. O sea, no es constante, ¿no? Porque son varias comunidades, entonces el misionero no se abastece para hacer el acompañamiento. También intentamos formar catequistas en cada comunidad, para que los catequistas sean los que hagan la celebración de la palabra y también evangelicen a los niños, a las familias. Entonces ese es el primer rubro, nivel pastoral. El segundo aspecto es un poco como iglesia también en convenio con Cáritas y otros proyectos, intentar acompañar socialmente a las comunidades. In una collaborazione tra la Caritas e il Comune si è sviluppato un progetto agricolo forestale di allevamento di mucche iniziato 5 anni fa. Il progetto era quello di introdurre mucche da latte, non da carne, questo perché permette una gestione con uno sfruttamento del terreno meno estensivo e con esigenze quindi di protezione maggiore alla natura. Ahora ya hemos cambiado este sistema de vida. Ahora como Cáritas nos está apoyando con darnos ganado, entonces y ahora nos estamos dedicando a la ganadería. Ahora necesitamos ya tener ya pasto para el ganado, porque ya de otra manera no se puede ya trabajar para sobrevivir, ¿no? È interessante il modo di lavorare perché non sono individuali le proprietà ma è comunitaria, quindi i membri della comunità si alternano nel fare il servizio di vigilanza, di protezione delle mucche, nel lavoro della manutenzione della recinzione, il fatto di raccoglierne poi il latte giornalmente. È un lavoro comunitario portato avanti a turno in cui tutta la comunità si avvantaggia. Estamos organizados que cada día se turna un socio en lo que es dar el cuidado, ¿no? Tanto encerrarlo al corral, darle el agua más que todo y tenerlo, ¿no? De la ordeña, así es turnado, no hay problema. Cada año el ganado va aumentando, ¿no? Van ellas pariendo las vacas, entonces el ganado se va aumentando más ahí. Cuando se nos entregaron solamente fueron 7 vacas. Entonces a las 7 ya estamos casi en las 27 cabezas. El capital es de la comunidad, entonces hasta este tiempo aún no se han distribuido las ganancias, pero sí hubo la venta de ganado, ¿no? Cuando había apariciones, por ejemplo, de torillos, se ha ido vendiendo, pero el capital ha sido invertido en el mismo proyecto, ¿no? Para ampliar el alambrado, para mejorar el tema de la infraestructura o en algún momento para el tema de la sanidad animal. El tema de
de repartición todavía no se lo ha hecho. Llegando a partir de este año tocaría dar dos cabezas. Se mantiene todo el ganado, recién este año que se culmina los 5 años, ¿no? Y de ahí el proyecto continúa, ¿no? Pero hasta ahorita no ha habido ningún tema de particiones, ¿no? Todo es colectivo entre todos los socios que se conformó. Questo è il progetto che non pretende sostituire l'economia locale ma integrare l'economia locale. La forza del campesinato, la forza degli indigeni è proprio la diversificazione dell'ingresso economico attraverso diverse attività e questa è una delle attività che attraverso la Chiesa si è promosso nell'area rurale proprio in risposta all'esigenza di una protezione dell'ambiente. El objetivo también del proyecto es que la comunidad en el tiempo sea autosostenible, ¿no? Entonces, de aquí a un tiempo, 2 a 3 años, ya sola la comunidad ya vaya manejando, ya nosotros como Cáritas o el municipio vaya un poco retirándose para que la comunidad sea autosostenible. El trabajo comunitario se mantiene porque hasta ahorita eso es un proyecto que nos ha costado, ¿no? Lo que es alambrado, sembrar pasto, entonces eso es una contraparte de cada socio, entonces uno ha puesto su sacrificio, su trabajo para que el ganado se encuentre en un buen estado, se encuentra bien, está gordo, entonces hay la expectativa de que esto pueda llegar a crecer más. Otro de los objetivos también es el cuidado del medio ambiente para no extender o irse al chaqueo, al desmonte, ¿no? Por eso es el tema del sistema silvopastoril. Si è messa su questi cammini la Chiesa perché la fede senza le opere è morta e quindi la nostra fede ci chiede di essere capaci di tradurre l'amore di Gesù Cristo nell'amore ai fratelli. Dall'altro elemento che è diventato un criterio di attenzione e di operazione adesso è la protezione dell'ambiente. L'Amazzonia sta degenerando, dicono gli esperti che di questo passo in 70 anni non ci sarà più foresta. Se noi pensiamo che qui dove siamo 20 anni fa era foresta e adesso è una pampa dove si può fare allevamento. Ma se non si ha cura di questo ambiente, tra non molto sarà una savana e smetterà di produrre. Quindi la Chiesa sta portando avanti progetti che permettano un'economia ai campesini, agli indigeni, ma nello stesso tempo, fatti insieme ovviamente, ma nello stesso tempo che permettano, oltre che la sussistenza economica, la sussistenza e la protezione della selva.